Papa Francesco a Malta: questa guerra è sacrilega, non dimenticare la compassione e l'accoglienza per i migranti. Bombe su Odessa, colpita una raffineria di carburanti, nuovi corridoi umanitari da Mariupol, l'orrore di Bucha, torture e strage di civili. Si dimette Elena Bunina, la D di Yandex, prima azienda high-tech russa. Sono contro la guerra, scritto, sanzioni e crepe tra i manager di Mosca. Su Rai Play cartoni e serie animate in lingua ucraina e il progetto Rai per i bambini rifugiati in Italia. Concerti, mostre, proiezioni. Sorrento ricorda Lucio Dalla, il suo legame con la città, un mese di eventi nel decennale della scomparsa. Da oggi il molo del porto di Marina Piccola si chiamerà come lui. Buongiorno dal TG1. In primo piano la preghiera del Papa per la pace in Ucraina e la denuncia di quella che Francesco definisce una guerra sacrilega. Il pontefice è a Malta per il secondo giorno del suo viaggio apostolico. Stamane la messa e l'Angelus, atteso l'incontro con i migranti. Mentre a 2000 km di distanza arrivano notizie di bombardamenti, esecuzioni sommarie e torture. Ma noi cominciamo con la giornata di Papa Francesco e andiamo in diretta dal nostro inviato Ignazio Ingrao.